Bene, avevamo detto dopo la pubblicità un servizio interessante di Luisa. Ebbene, festa in casa Rugby Udine, Udine Rugby, anzi per la precisione, per Giovanni Picogna, perché giocatore della Serie A, è riuscito a laurearsi con 110 lode in qualche cosa di molto particolare. Seguiamo il servizio. Stasera mi trovo al campo di allenamento dell'Udine Rugby in compagnia di Giovanni Picogno, un giocatore di Serie A che ha recentemente collezionato un importante successo in un ambito totalmente diverso dallo sport. Si è infatti laureato con ben 110 lode in astronomia all'Università di Padova. Giovanni, com'è stato e come sei riuscito a gestire questi due impegni così importanti e così diversi? Che difficoltà hai trovato? Senz'altro ho dovuto dedicare un sacco di tempo allo studio che mi ha portato via il rugby. Il grosso problema è stato anche il viaggio da Padova a Udine per venire a allenarmi. I primi anni che giocavo in prima squadra eravamo ancora in Serie B, poi col passaggio anche alla categoria superiore ho dovuto venire 2 o 3 volte a settimana in treno ed è stata molto dura. E solo la passione per il rugby e per l'astronomia mi hanno portato a riuscire a coniugare le due cose ed arrivare a questo importante risultato. Beh, innanzitutto quindi complimenti. Adesso sei al 7° anno con l'Udine Rugby, quindi diciamo che rispetto alla media della squadra di quest'anno, che è molto giovane, ti puoi considerare un veterano. Che idea ti sei fatto? Che opinione hai della rosa di quest'anno? Sì, sono nell'insolito ruolo di veterano quest'anno. Abbiamo un sacco di giovani presi, ma che hanno un sacco da dimostrare. Possiamo fare bene anche con l'aiuto degli allenatori che hanno preso quest'anno e che affiancheranno anche Federico, che sono Ciro e Giovanni Cantiello, che ci daranno sicuramente una mano e faranno crescere i tanti giovani che abbiamo. E abbiamo due stranieri in gamba che stanno bene integrando col gruppo, sperando che arrivi anche un terzo a rinforzare un po' la mischia. Quindi come la vedi questa stagione? Possiamo senz'altro, se riusciamo ad avere una buona amalgama nel gruppo e a mettere in pratica ciò che ci dice Federico, possiamo riuscire a guadagnare la salvezza con molto più tranquillità dell'anno scorso, questa è la mia speranza, e divertirci, insomma. Una curiosità, mi hanno spiato che circa 10 anni fa, insieme ad Alessandro Zanni, hai vinto un titolo nazionale in ambito scolastico. Di che cosa si tratta? Sì, fin da piccoli io e Alessandro giocavamo a basket e siamo riusciti poi con la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni delle superiori a vincere il titolo nazionale di basket per scolastico a Trieste, mi ricordo, in un'estate nel 2001. È stata una bellissima esperienza e così abbiamo vinto un titolo anche in un altro sport. Ringrazio Giovanni Picogna, uomo dalle 1000 risorse a quanto pare, e a prestissimo con altre curiosità sui giocatori dell'Udine Rugby. Claudio Balico, c'è di che essere soddisfatti di avere dei giocatori che pur giocando a certi livelli riescono anche a conseguire certe... Ma io la prima cosa che dico sempre ai ragazzi, prima lo studio e poi lo sport, anche se giochi in Serie A. Io sono in grado di rinunciare la domenica a un giocatore anche se è di Serie A, se lunedì ha un esame all'università. Beh, bello, interessante, sport, studio, di pari passo. Entriamo nella Magnus League, Emanuela Corazzi, il tuo momento, Benetton Treviso, sconfitto dal Cardiff Blues, sconfitto o partita regalata? Io direi nessuna delle due cose, perché come vedremo poi nel servizio, giustamente come ha detto Franco Smith, Benetton è uscito battuto ma non sconfitto dal Cardiff Blues. Del resto era il quarto turno di Magners League. Eravamo ben abituati ormai con le 2 vittorie in casa contro gli Scarlets e contro il Leinster, e una battuta d'arresto ci può anche stare, diciamo, a questo punto. Vediamo domani sera cosa succede contro i Newport Dragons e speriamo che il Benetton riesca a recuperare questa battuta d'arresto. E a reagire. Allora andiamo a vedere la conferenza stampa, i microfoni sono venuti Capitan Pavanello e Coach Smith, sentirete tra le risposte quella più diplomatica quando gli hanno chiesto una sua impressione inerente all'arbitraggio, non molto, un po' particolare. Servizio. Amarezza tanta perché
ci siamo subito reso conto, finita la partita, che se non fosse stato per i nostri errori probabilmente il risultato sarebbe stato più vicino e chi lo sa, magari avremmo potuto anche portare a casa la partita. Per cui c'è tanta amarezza e tanto dispiacere. Ma probabilmente adesso a caldo penso due errori fondamentali, cioè due mancanze fondamentali. Primo il territorio, cioè loro coi calci sono stati più efficienti di noi non si è riusciti a occupare bene il territorio. La seconda, che riguarda più gli avanti, le touche oggi non hanno funzionato come doveva essere. Avevamo lavorato tanto in settimana, forse non abbiamo portato i giusti cambiamenti alle giocate. Si sa, a questo livello sei sotto l'occhio di tutti quanti, tutti riescono a capire anche partita dopo partita come chiami le touche. Sarà un adattamento a questo nuovo livello. Abbiamo imparato, abbiamo fatto un errore e ben venga per la prossima partita. Volevamo vincere per voi, per la squadra, e quando vinci porta dubbio in tua testa cosa devi fare, errori succede. Io devo pensare bene quando rispondere adesso io penso per lui era duro di avere una prima partita così. Era proprio due squadre forti, uno caratteristici forte, un altro che è una squadra piena di tecnica forte che sta giocando in gioco. Noi il nostro gioco in casa dipende alla 50-50 decisione di andare anche a favore della squadra in casa. E oggi non tutto è andato in nostro favore. Io devo capire se loro dovrebbe essere duro per lui di avere una prima partita così impegnata. Posso non era un altro di questa partita? Sì, sono d'accordo, è duro perché noi siamo stati pieni di voglia, pieno di carattere, pieno di orgoglio, si vede nella maniera noi abbiamo portato la palla e questo non avevamo mai, come abbiamo portato la palla nel secondo tempo, gente come Picconi che ha giocato un po' fuori ruolo, ha portato la palla avanzato, avevamo una cuore grande così in casa con tifosi pieno contro una squadra che dovrebbe vincere, e per quello tutti hanno pensato loro sono favoriti e dovrebbe essere duro per lui per avere questo carattere contro una squadra che deve vincere e per lui io penso era una partita dura. Allora Emanuela, lunedì a Treviso si è ritrovata la nazionale italiana per un allenamento di rifinitura, per ritrovarsi in vista dei test match. Che clima hai trovato? Io, diciamo la verità, ho trovato un clima molto rilassato. Più che un ritiro di allenamento, di rifinitura, era quasi un ritrovo per ritrovare il gruppo, era quasi un raduno dei ragazzi. Mi sono sembrati tutti molto rilassati, mi sono sembrati tutti anche molto, molto carichi e ho trovato una bella atmosfera, insomma, sì. So che hai trovato anche coach Mallet, il nostro nazionale udinese Zanni, nonché Totò Perugina, a cui ha rivolto delle domande per sensazione dell'esordio delle nostre due squadre italiane, Benetton e Aironi, in Magnus League. Vediamo il servizio. Sì, assolutamente. Credo che anche i giocatori di Viadana che non hanno un inizio di campionato facile perché hanno giocato 3 partite fuori, loro hanno visto che c'è un ritmo superiore, un ritmo molto più veloce con le interpretazioni di regole di punto contatto che è molto più aperto alla squadra che gioca palla in mano, e Treviso hanno fatto un buon primo 2-3 settimane. Questo partito soprattutto contro l'Enster è stato fantastico, hanno vinto contro una buona squadra e credo che tutti i giocatori di Treviso sono contenti con l'esperienza di Celtic. Prossimo mese Viadana hanno 3-4 partite in casa e normalmente loro speriamo bene che loro hanno la possibilità di vincere 1 o 2 partite. Giocare questo tipo di partite è una soddisfazione per tutti i giocatori perché comunque il livello si vede che è molto più alto, ovviamente sì, il ritmo si alza, gli impatti fisici e la velocità sono maggiori,
e anche i tempi di recupero un po' si allungano, perché ovviamente non siamo abituati a giocare, come è successo, 4 partite così dure di seguito, però è una soddisfazione. Penso che questo cambiamento ci voleva al rugby italiano per far crescere singolarmente i giocatori, e a Treviso personalmente credo che stiamo lavorando molto bene dal punto di vista sia fisico che dal punto di vista tattico. Adesso abbiamo avuto una battuta di arresto con Cardiff, speriamo di recuperare venerdì sera in casa, ma siamo tranquilli, continuiamo a lavorare, la Celtic League è ancora lunga e siamo una squadra un po' inesperta perché è il primo anno, quindi stiamo con i piedi per terra, facciamo un passo alla volta e vediamo di arrivare bene alla fine. Per quanto riguarda la Celtic League è il primo anno che entriamo, vediamo un po' se siamo all'altezza di questa competizione, ancora non c'è l'abitudine a giocare ad un livello così alto tutte le domeniche, si dovrà vedere un po' con il passare delle settimane, con il susseguirsi delle stagioni. Sicuramente per vedere se l'Italia è cresciuta in questo rugby bisogna aspettare 3-4 anni. Bene, per chi volesse andare a Perpignan a seguire la Benetton Treviso, le informazioni sul sito della Benetton Treviso, seguire in Anica in K la squadra trevigiana, battuta finale. Cosa succede mercoledì a Verona, Manuela? Allora, mercoledì a Verona un gruppo degli azzurri nazionali, una formazione ristretta della nazionale azzurra, sarà al centro commerciale Le Corti Veneti di Verona per incontrare i tifosi e per firmare autografi con i bambini in vista dell'incontro che ci sarà a novembre contro l'Argentina. Molto bene. Noi ringraziamo Claudio Balico di essere intervenuto a presentarci la nuova stagione della Rugby Udine. Buonasera. Luisa, tu sarai al campo a Rugby Stadium domenica per l'esordio, con il tuo esordio per Rugby Magazine, settima stagione in Serie 1 contro il CUS Verona. L'appuntamento per giovedì prossimo. Grazie di averci seguito. Buona serata. Yeah.